Allora, questa mattina ho fatto una riunione di quella che poi verrà definita, che è definita da un mio decreto come l'unità di crisi. Ho fatto la prima riunione dell'unità di crisi. Primo atto formale per Zaia, commissario all'emergenza rifugiati, che ha convocato intorno allo stesso tavolo tutte le figure coinvolte nell'accoglienza. Dopo la regolamentazione a livello nazionale delle entrate in Italia dei profughi, il Veneto sta procedendo con la verifica dello stato di salute attraverso il tampone, offrendo la possibilità di vaccinarsi e di spostarsi con la delega al Super Green Pass di 5 giorni previo test rapido o molecolare. Per 1 migliaio sono già entrati e presenti in Veneto. Dato provvisorio visto che fa riferimento al numero di tamponi effettuati, ma potrebbe essere più elevato considerando che molti rifugiati stanno raggiungendo la nostra regione con mezzi propri o con familiari. Le stime del governo parlano di 700.000, 1 milione di persone in arrivo nelle prossime settimane in Italia. Noi potremmo potenzialmente averne almeno 50.000, 40.000. Siamo molto preoccupati di questo aspetto. Si pone ora il problema di dove accogliere chi non ha amici o parenti in Veneto o in altre regioni che possono ospitarli. Al momento sono circa 1 migliaio le offerte arrivate dalla Protezione Civile da parte dei cittadini. C'è chi mette la seconda casa a disposizione, chi mette a disposizione la propria casa per ospitare in casa. Abbiamo il fronte degli alberghi, c'è anche chi vive nelle case popolari e si dichiara disponibile ad accogliere. La solidarietà dei veneti si sta dimostrando anche attraverso le donazioni al conto corrente istituito dalla Regione, 1064 i versamenti finora registrati. Hanno già versato 143.860 euro. La Regione è al lavoro per individuare altre strutture d'accoglienza. Noi abbiamo Villa Rieti Rota a Motta di Livenza, che è lì abbandonata perché non riusciamo a venderla. Lì probabilmente accoglieremo anche lì. Se verranno confermati i flussi previsti, la Regione intende creare un hub per la prima accoglienza. L'idea è quella di mettere in piedi un hub che possa avere le persone che in lingua possano anche ricevere i loro conterranei oppure persone che comunque parlano la stessa lingua. Chi arriva sa, arriva lì, trova i tamponi, trova le prime informazioni, che so, un prestito d'onore per comprarsi un biglietto, le solite robe, per il treno, le informazioni sanitarie o quant'altro. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare in Veneto un pullman con 40 persone a bordo, di cui una quindicina disabili, che saranno ospitate all'ospedale dismesso di Noale. Nei casi più delicati la Regione è pronta ad un passo ulteriore. Non escludiamo nei casi più tragici vuol dire tipo i 15 disabili, bimbi oncologici, di andare a prenderli.